E alla fine, 75 ore dopo la chiusura dei seggi, si è chiuso lo spoglio anche a Palermo. La nuova geografia di Sala delle Lapidi era già definita, ma arrivano finalmente i dati finali del comune. L'Italia dei Valori si conferma il primo partito con il 10,24%, 28.312 consensi, trascinato dal ciclone Orlando, che di voti ne ha presi comunque 105.268, confermando di aver pescato ovunque. Vi sarà il ballottaggio e Orlando se la vedrà con Fabrizio Ferrandelli, che ha ottenuto 38.498 preferenze. Terzo posto per Massimo Costa con 28.000 voti. A Palermo dunque si dimezzano il PDL ed il PD, anche per effetto di diaspore e liste collegate ai candidati sindaci. Il PDL è all'8,34%, 23.058. Il Partito Democratico al 7,75%, 21.406. L'UDC prende il 7,66%. L'MPA di Raffaele Lombardo il 7,55%. Il PID, Cantiere Popolare di Saverio Romano, è il 6,18%, che si deve sommare al buon risultato della lista Amo Palermo collegata alla candidata Marianna Caronia, 6,25%. La lista Ferrandelli prende il 6,21%, Grande Sud 6,2%, non superano lo sbarramento del 5% e quindi restano fuori dal Consiglio Comunale, tra gli altri SEL, FLI, Movimento 5 Stelle, Palermo Avvenire, creata da due assessori del governo lombardo, Massimo Russo e Gaetano Armao, Movimento Popolare Siciliano, API e la lista Palermo per Ferrandelli con Vendola. Fa flop anche la Costola dei Forconi, che ha presentato il suo candidato sindaco. La lista del movimento, che nei mesi scorsi per 6 giorni ha paralizzato la Sicilia, non ha superato lo 0,28%. Ad Agrigento invece stenta a decollare la sfida finale per l'elezione del sindaco. Il ballottaggio Zambuto-Pennica non è ancora entrato nel vivo. La battaglia al momento è solo virtuale e principalmente sul social network Facebook, dove non mancano attacchi, critiche, insulti, soprattutto degli sconfitti. In queste ore si susseguono incontri e riunioni di partito per capire le possibili alleanze, calcolare voti e possibili ingressi nel Consiglio Comunale in caso di accordo con l'uno o l'altro candidato. I numeri del primo turno danno un buon margine di vantaggio a Zambuto, che, secondo indiscrezioni, potrebbe portare in aggiunta, in caso di vittoria, il segretario provinciale d'Italia dei Valori Nello Amel, il più votato nella lista Agrigento Bene Comune, ma fuori dal Consiglio Comunale. Poi, sempre secondo indiscrezioni, l'MPA potrebbe abbandonare Pennica e stringere un'alleanza con Marco Zambuto per portare in Consiglio Comunale il primo dei non eletti, l'ingegnere Francesco Picone. L'antagonista Pennica è chiamato alla rimonta e si affida ancora una volta ai cittadini chiedendo il voto del cambiamento, mettendo sul tavolo i 5 anni di malgoverno di Zambuto. Inoltre il candidato di Epolis avrebbe dalla sua parte le preferenze di Futura e Libertà, API e Partito Democratico e di altre liste civiche avversarie di Marco Zambuto, che sommate a quelle del PDL Grande Sud gli garantirebbe la possibilità di giocarsela ad armi pari con il sindaco uscente. Dunque tutto è ancora in ballo e tutto può ancora accadere nell'ultima settimana prima del ballottaggio. La partita Zambuto contro Pennica comincia dallo 0-0.